Lì c'è una bellissima storia. Enrico Reginato è un tenente medico, è stato catturato nel 41 e verrà liberato dopo 12 anni di prigionia, uno degli ultimi ufficiali che verrà rilasciato e riportato in Italia. Lui cerca di curare le persone come può, è un medico e cerca di fare quello che può. Lì conosce Italo Stagno, che è un altro soldato che è stato catturato, e lui lo conosce lì in questo gulag. Cresce un'amicizia molto vera, molto sincera. Italo Stagno si ammala e nel settembre del 48 morirà, però non può lasciare questo mondo senza lasciare una traccia di sé e del suo passato. Lui ha una moglie a casa, una figlia nata che quasi non ha conosciuto. Scrive una bellissima poesia e gliela suggerisce, gliela dedica, gliela canta e gliela recita a Reginato, che è uomo che ogni sera ripeteva continuamente a memoria i nomi dei soldati che morivano, perché lui aveva la consapevolezza di tornare a casa e voleva riportare quei nomi a casa. E riporta a casa anche questa poesia, un po' a memoria, un po' scritta in un piccolo biglietto che Italo Stagno ha detto: portalo via dietro quella trave nella mia baracca. Questa poesia va su una lista di tutti gli internati nei gulag russi. Questa poesia è stata presa dal nostro alcolista e data a un altro nostro maestro che ne ha creato una canzone e ha saputo dare quei colori e quella vitalità nuova per riportarla qui e presentarla a voi. Ora noi ve la canteremo finché la notte, questa storia di Enrico e di Italo, e insieme pensiamo di essere in quella baracca, al buio, al freddo, con Enrico chinato sul Italo e che gli recita nell'orecchio.